Oggi apriamo il nostro secondo punto in città Treviso, oggi apriamo in centro che si unisce all'altro punto che abbiamo in Piazza delle Istituzioni. Perché è importante la vostra presenza tra le mura? Perché noi vogliamo continuare ad essere vicini ai nostri clienti. Nella provincia di Treviso abbiamo 178.000 clienti, vogliamo essere anche vicini ai cittadini della città di Treviso. Noi siamo molto contenti oggi. Aprire questo sportello, questo punto di incontro con i cittadini di Treviso è proprio nelle corde del nostro gruppo. È un momento di incontro, un luogo dove scambiare informazioni e soprattutto un posto dove poter condividere con i cittadini di Treviso un percorso verso un'economia circolare, un mondo green. I cittadini di Treviso potranno venire qui e comprendere meglio i propri consumi, ma anche scegliere consulenze, servizi, strumenti per ridurre i propri consumi e, perché no, magari acquisire anche un impianto fotovoltaico e produrre la propria energia rinnovabile. Com'è il mercato adesso di gas, energia? È in movimento, c'è concorrenza, si fa fatica? Secondo me si cominciano a individuare due gruppi di clienti ma anche di operatori, quelli che ancora ragionano solo di energie elettriche, gas, tariffe, sconti e quelli che invece scelgono il proprio stile di vita, scelgono un'economia circolare e noi a questi offriamo energia elettrica completamente verde, gas con compensazioni delle emissioni e, come dicevo prima, una serie di strumenti che può essere un semplice termostato intelligente ma fino alla possibilità di scegliere mobilità elettrica ed energia solare, quindi dicevo una serie di soluzioni per adeguare il proprio consumo alla propria scelta di vita. Ovviamente ringrazio Ascotrade perché mette una bandierina in città aprendo uno spazio che garantisce un servizio ai nostri cittadini, quindi per un sindaco vedere che si continua ad alzare l'asticella della qualità dei servizi offerti ai cittadini è sempre una bella notizia e quindi vi ringrazio. Poi tante le iniziative che stiamo facendo insieme e quindi non posso che essere soddisfatto perché poi tendenzialmente ci scegliamo sempre dei compagni di squadra sempre più forti, no? E quindi ed è bello, quindi nello spirito di squadra qui abbiamo anche i leoni che da poco insomma, hanno dato dimostrazione come con lo spirito di squadra si possono ottenere dei risultati straordinari. Ecco, il Comune di Treviso con Ascotrade sta facendo squadra in modo decisamente importante e questo è l'ennesimo tassello, passo in avanti di un percorso di miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini che ci vede entrambi protagonisti. Qui all'esterno si gioca questo Eco Game, con quale obiettivo, direttore? A volte non ci rendiamo bene conto di come poter essere più virtuosi, ridurre i nostri consumi, non sprecare la materia, non sprecare l'energia e in fin dei conti giocare è sempre il modo migliore di imparare. Questo è il motivo per cui in tutti i comuni in cui lavoriamo stiamo portando questa iniziativa per imparare un po' tutti insieme a rispettare meglio l'ambiente.